Ciao, sono Alfio Leocate e sono qui per presentare il mio primo mini corso, ovviamente basic, sul friscoletto siciliano, strumento che presenta parecchi limiti, ma che al contempo riesce a fare anche cose davvero strabilianti. Questo corso è stato pensato per quelle persone che non hanno competenze musicali, o perlomeno è un avvicinamento allo strumento anche per chi non ha conoscenze musicali. Strumento costruito in canna mediterranea, la canna più usata, la tipologia di canna più usata è la Rundo Donax, stagionata dai 2 ai 5 anni, per poi essere lavorata, forata e trasformata appunto in un friscaletto. Parliamo di strumento monodico, ovvero che riesce ad emettere una sola nota alla volta, cioè non polifonico, come una chitarra, che riesce anche ad emettere più suoni o più note contemporaneamente. Questo è uno strumento monodico, come tutti i flauti. Prima di iniziare con il primo tutorial, vi invito a iscrivervi al mio canale e di mettere dei like se vi fa piacere. Siete pronti? Iniziamo. Eccolo qua. Questo è il friscaletto. Come vi dicevo, classico segmento di canna a Rundo Donax, forato 7 volte anteriormente e 2 volte posteriormente. 7 più 2 9, quindi un dito delle due mani sarà escluso. Successivamente vedremo quale. Andiamo a vedere come cominciare a impugnare lo stesso strumento. Questa è la mano sinistra. Dalla mano sinistra, come dicevo, bisogna mettere il pollice nel foro superiore, mentre nella parte anteriore, sempre della mano sinistra, i primi 3 fori, così come potete vedere nell'immagine. Il mignolo, quello sospeso, quello è il dito di cui poco fa vi anticipavo, che resterà comunque libero perché non chiuderà nessun foro. Questa è la mano destra che verrà, come dicevo, impiegata nell'utilizzo, o perlomeno per chiudere i restanti fori, cioè quelli che non chiude la mano sinistra. Quindi mettiamo il pollice dietro nel foro inferiore, mentre nella parte anteriore andremo a chiudere con indice, medio, anulare e questa volta il mignolo tutti i fori restanti. In questo caso ovviamente la mano destra si occuperà sempre ed esclusivamente della parte bassa del fiscaletto, mentre la mano sinistra della parte alta. Questa è l'impugnatura totale del friscaletto. Come vi dicevo, il mignolo della mano sinistra resta inutilizzato, mentre quello della mano destra invece va a chiudere proprio l'ultimo foro. Successivamente andremo a vedere come è composta la parte dove viene immessa l'aria, o perlomeno c'è il tappo così indicato dalla freccia che va a chiudere o perlomeno che va a comporre quello che è il canale di insufflazione, ovvero dove viene immessa l'aria che noi stesso ovviamente spingiamo dentro per far sì che lo strumento determini il suono. Eccolo qua. Questo è il canale di insufflazione, dove senza di questo ovviamente lo strumento non potrà mai emettere nessun suono. Come potete vedere il tappo va a comporre una parte del canale di insufflazione perché una parte viene ricavata nello stesso segmento della canna, mentre il tappo va a chiudere o perlomeno a comporre, come dicevo, il canale perché comunque la canna di dentro è. Questa è un'imboccatura che non deve mai, dico mai, accadere perché chiudere o perlomeno tenere il friscoletto con i denti
andrebbe a danneggiare quello che è la parte ovviamente del tappo e la parte del canale insufflazione, comunque del boccaglio, dove praticamente i denti lasceranno via via dei segni sulla stessa canna e via via poi si creerebbe una spaccatura e da lì lo strumento vi anticipo che difficilmente si potrà recuperare, anzi quasi mai. Quindi sconsiglio vivamente di tenere il fiscaletto come è rappresentato in questa immagine. Visto, come vi dicevo, questi sono i solchi lasciati dai denti che via via ovviamente assottiglierà la stessa canna e andrà a determinare una crepa nello stesso strumento. Questa è l'imboccatura giusta, ovvero girare le labbra sulle arcate dentarie, tirare leggermente ai lati, come se dovessimo fare presa con qualcosa, perché in realtà faremo una presa, e successivamente mettere lo strumento. Come potete vedere, lo strumento, a contatto con lo strumento non ci sono più i denti, ma bensì le labbra. Quindi questo determinerà la non usura dello stesso strumento. Questa posizione invece che possiamo notare in questa slide è la posizione, diciamo, di partenza, o perlomeno questa è la posizione che ci darà la possibilità di individuare su che tonalità è accordato lo strumento. Lo strumento è uno strumento traspositore, come tutti i flauti sono accordati in determinate tonalità. Se questa nota, mantenendo gli ultimi due fori aperti, se questa nota emetterà un Do, lo strumento è accordato nella scala di Do maggiore. Se questa nota dovesse dare Re, sarà il Re maggiore, se dovesse dare La, sarà il La maggiore e così via. Quindi per individuare, come dicevo, la tonalità dello strumento, basta lasciare gli ultimi due fori aperti. Ecco, questo già è un primo approccio con lo strumento per avere le idee chiare su come tenerlo. Successivamente andremo a vedere come cominciare a determinare il suono dello strumento e quali saranno i primi passi da muovere per far sì che si possano tirare fuori delle note ben intonate, delle scale e cominciare a rendere indipendenti le varie dita. Con questo ho chiuso, ci vediamo al prossimo tutorial, non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di mettere dei like. Ciao!